questa è una grande festa, la festa delle Olimpiadi di quartiere, e andiamo un po' a raccontare tutto ciò che sta succedendo, ma non prima di aver parlato comunque con Don Vittorio, organizzatore, direttore di questa spazio e direttore di queste Olimpiadi di quartiere. Credo che sia una grande giornata quella di quest'oggi. Sì, è una grande giornata, un appuntamento tanto aspettato, ci stiamo lavorando da diversi mesi, quasi un anno. Noi come salesiani, ma soprattutto anche come laici, stiamo organizzando e abbiamo organizzato queste Olimpiadi del 2010. Ma queste giornate servono comunque a creare aggregazione, servono per portare tanti giovani e farli comunicare anche. La comunicazione forse un po' in questi ultimi anni va un po' a mancare, tra internet, non c'è più la voglia come prima quando si era ragazzi noi di stare in strada, andare a giocare, vero o no? Sì, l'obiettivo di queste Olimpiadi, come tante altre attività all'interno dell'oratorio, è proprio quello di sensibilizzare al gruppo. Oggi viene a mancare proprio il gruppo, come dicevi tu benissimo, tutto il discorso di Facebook. Facebook è bello perché comunque puoi fare tante cose, però bisogna stare attenti perché comunque viene a mancare tutta quella comunicazione con l'altro. Senza contare tutto ciò che poi si trova dentro Facebook, perché cioè, all'interno ci sono delle cose un po' qualche volta molto discutibili. Sì, a parte questo, però comunque oggi il ragazzo, l'adolescente medio, anche il preadolescente, perché comunque l'età della preadolescenza si sta un po' accorciando. Oggi i ragazzi di 10 anni vanno già su Facebook, su internet e vivono questo mondo virtuale dove appunto viene a mancare tutta la comunicazione, che è quella comunicazione per il quale siamo cresciuti noi. Invece Olimpiadi di quartiere c'è poco da essere virtuali, qui è tutto vero, qui si comunica l'un con l'altro, un modo per unire anche questi ragazzi. Sì, in queste attività tu ti scontri con l'altro, cioè noi siamo cresciuti quando si giocava nel cortiletto vicino a casa. C'erano delle gioie e dei dolori, quando vincevi eri contento ma l'altro rimaneva scontento e quindi poi litigavi, ecco viene a mancare tutta quel discorso del litigio, quel sano litigio che ti faceva crescere. Un po' come il calcio, no? Bisogna cioè, litigare però nella maniera anche giusta. Cioè Quel sano litigare che fa crescere come gruppo e ti fa crescere appunto come conoscenza dell'altro. Olimpiadi di quartiere vuol dire anche non solo vincere, perché comunque se la vittoria arriva ben venga, però l'obiettivo è quello di crescere assieme, come appunto voleva quell'intuizione di Don Bosco, punto di aggregazione e punto dove stare bene assieme e non stare in piazza ma stare in un ambiente dove si cresce assieme. E parleremo anche di Don Bosco, ma intanto vedete tante immagini che riguardano proprio questa grande apertura delle Olimpiadi di quartiere, l'accensione del Bracciere che ormai da 27 anni fa parte della storia comunque di queste Olimpiadi di quartiere di latte dolce qui a Sassari, e poi le bandiere che vengono tirate su, insomma, per raccontare anche quanto ci tengano poi in queste Olimpiadi di dar spazio a quelli che sono anche le Olimpiadi e quelle che sono anche le bandiere della nostra nazione, della nostra regione. Sì, il segno del bracciere vuole essere un po' come il rito, un rito che rimanda a un qualcosa che aggrega. Il rito del bracciere vuol dire anche iniziare una manifestazione, vuol dire un punto di partenza e vuol dire anche una tradizione che, come dicevamo l'altra volta, va avanti da 27 anni. Le bandiere, ecco, riprendiamo sempre quella simbolo, la bandiera italiana rimanda sempre a una nazione unita. E noi nel nostro piccolo vogliamo rimandare a questa Olimpiade di quartiere, è un quartiere diciamo così, difficile ma bello, dove si incontra quella gente genuina, quella gente che ti vuole bene e quella gente che ama Don Bosco.
Don Bosco importantissimo in occasione di queste manifestazioni. Siamo a 27 anni dalle Olimpiadi di quartiere, ma siamo anche a un paio di secoli, credo, all'incirca, insomma, da quando Don Bosco ebbe questa intuizione così di creare, di far nascere i salesiani che tanto fanno per la nostra comunità. È un'intuizione che va avanti, Don Bosco ci ha creduto. Nel momento stesso in cui ci ha creduto vuol dire che aveva quella fede basata su Dio, vuol dire che Gesù, ecco, gli chiedeva quella sensibilità e quel carisma per andare avanti. Dopo il 1800, ecco, siamo qua, vuol dire che c'è qualcosa di soprannaturale, ecco, Gesù ci chiede ancora di lavorare per i giovani sappiamo che hanno tanto bisogno come punto di riferimento di noi salesiani per poter andare avanti. A me fa riflettere sempre il parallelo tra piazza e oratorio. Il giovane perché non sta in piazza? Perché non ha nessun punto, nessuno lo rimprovera. Ecco qua Non c'è un punto di riferimento. c'è un punto di riferimento. I ragazzi della Te Dolce, molti giovani, vengono qua proprio perché hanno un punto di riferimento ed è quel Don Bosco che forse ha ancora qualcosa da dire. Molte congregazioni nascono, muoiono, però penso che la congregazione salesiana oggi nel 2010 abbia ancora qualcosa da dire.